come dicevo prima, ho bisogno della vostra collaborazione, ma più che altro per vedere se non vi siete addormentati. Quindi vi chiedo gentilmente di battere le mani a tempo, è molto facile. Quindi preparate entrambe le mani innanzitutto, magari in alto così le vedo. Allora, qua non si sono addormentati, laggiù. Allora proviamo a dare a tempo insieme, al mio 3. 1, 2, 3. Allora, laggiù, forse devo mettere in alto, mani in alto cortesemente. Sotto non vedo bene le mani in alto. Grazie, bravissimi, mi fa piacere che non vi siate addormentati. Allora, sul secondo asteroide, riprendendo la bomba, il piccolo principe trovò un vanitoso e come ben sapete i vanitosi amano farsi ammirare. Buongiorno, disse il piccolo principe, che strano cappello avete. E allora il vanitoso rispose, io lo uso per salutare le persone quando vengo applaudito. Batti le mani anche tu, batti le mani a tempo una contro l'altra. Il piccolo principe allora batté le mani l'una contro l'altra per qualche minuto ed il vanitoso salutò sollevando il cappello. Dai, disse il vanitoso, dimmi che mi ammiri e che sono l'uomo più bello, più elegante, interessante ed intelligente di tutto il pianeta. Ma se tu sei solo su questo pianeta, non importa, tu dimmelo lo stesso. Allora, va bene, ti ammiro, disse il piccolo principe. Alzò le spalle e se ne andò sull'asteroide vicino. Non riesco ad arrivare fino lassù, ma arriverò prima o dopo. Non addormentatevi. Ma dietro va tutto bene? Non rispondete. Tutto bene? Sì. Allora proseguiamo con il prossimo asteroide, che ovviamente il piccolo principe aveva incontrato durante il suo cammino, ed era un asteroide un po' particolare.